È passato sto Natale buio e triste e non ho fatto neanche l'alberello. Le palline sono rimaste giù in cantina a far compagnia al bue e all'asinello. Niente luci, né ghirlande, né presepe, non c'è da festeggiare proprio niente. Semmai da stare in guardia e ricordare che se n'è andata presto troppa gente. Ho mantenuto bene le distanze e indosso sempre la mia mascherina. Le mani oramai le ho consumate. Mi manca solo bere la mucchina. Per questo provo un po' di frustrazione. Sono stato diligente e pure attento, ma quando guardo la televisione mi sembra di pisciare controvento. Virologi, scienziati e professori ne hanno azzeccate poche di sicuro. Da mesi dicono tutto ed il contrario. Le certezze le hanno solo sul futuro. E lo so che a pensar mal si fa peccato, e se chiedi usciremo da sto inferno? Il professor Trombone dallo schermo risponde lesto: durerà in eterno. Chiamatemi ogni giorno, cari amici, vi spiegherò ogni cosa e anche di più. E sarò sempre qui a disposizione, purché non vi scordiate il mio gettone. Diceva un saggio che l'inverno è bello e affermava in modo assai spavaldo che il ghiaccio e il gelo non son così male se puoi stare a casa con il culo al caldo. Perché se a fin del mese sul tuo conto arriva lo stipendio come sempre, a predicar chiusure si fa presto, intanto a te lo sai, non cambia niente. Propongo allora a quel professorone, magari pure retroattivamente, di restituire tutto il ricevuto e trattenerne solamente un poco. Quel che avanza, e sarà certo tanto, verrà ridistribuito ai disgraziati che han perso il lavoro già da tempo e fan la coda alla mensa dei frati. Lo so, è una proposta qualunquista, ma forse il professor presenzialista anche altre soluzioni proporrebbe e meno ai lockdown inneggerebbe.